Guarda che io, ma io ogni modo mi toccai cose, ora ne so. Che non c'è manco. Ora ci spieghi, non lo sapere. Senta, mi scusi. Prego. No, su quello che mi pigliano. Ah, ho capito, lei che avanti a chiedere. Lo capivo. Sono ancora non detto niente. E beh, queste cose si capiscono, E no? qui è lei. Con sogno, magari a mia mi pigliano. Ci pigliano. Certo che mi pigliano. Che come saccala pigliano tutte cose. E chi ci pigliano? Che mi pigliano. Che chi che ci pigliano a lei. Perché lei lo sa perché mi pigliano. Che mi immagino. E che si immagina? Che chi che ci pigliano, no? Ma scusi, ma se lei non sa che cosa stiamo parlando, come può dire che mi pigliano? La cosa che succedono, che vuole fare? Ma lei lo sa perché stiamo parlando? Cacchietto cosaccio, mi pigliano magari a mia. Scusi, ma non è per sapere che sono cose, ma lei come ci pigliano? Lei ma scusate, ma io queste cose non ci dico a nulla. Ma perché c'è qualche cosa di male? Ma perché lei ci conta tutto come ci pigliano? Caso sapesse che fu, io che mi stavo facendo che sonno e non dice niente. Ma allora ci pigliano un do sonno. Io non se ne accorgevo. Ci dico che non dice niente, non mi sta niente. Ma lei conosce qualcuno? Io no. E manco io. Abbassate siamo. E se stiamo a fare qualche denuncia qua? Ma perché lei pensa qualcosa? Ma dico io, che stiamo parlando come tutti che non ne capiamo. Succede che a me mi pigliano. Spara se leggo che qua femmine ci sono. Che gli ne possono essere? Per davvero sta dicendo? Cacchietto, ogni volta che cala sa scopa fuori si fottono sempre un manico. Ma perché lei sta parlando che ci pigliano un manico da scopa? Ma perché lei che avevo pensato che mi stavano pigliando? Che ne pensano dei figli di Arusa che si scudono nasce?